Gianpietro Cattai, sindaco di Mareno di Piave. Signor sindaco, buongiorno e grazie per la sua presenza qui per la diretta da Cagliari. Grazie a voi e buongiorno a tutti. È davvero una soddisfazione da parte mia poter fare un piccolo intervento a beneficio di tutti gli ascoltatori. Mareno di Piave, un paese della provincia di Treviso, un paese anche importante dal punto di vista culinario, diciamo, del territorio. Ci dica qualcosa del paese che lei rappresenta. Certo, Mareno di Piave è sicuramente un paese importante, nel senso è una comunità di quasi 10.000 abitanti a nord della provincia di Treviso, vicinissimo confinante, diciamo, con Conegliano e quindi con tutta la parte della pedemontana. Possiamo chiaramente richiamare i prodotti tipici dal prosecco di Conegliano, di Valdobbiadene, ma anche tanti prodotti della nostra terra, dagli asparagi al radicchio, cose veramente importanti per l'industria culinaria. Non manca nulla, non manca neanche una squadra che gioca una categoria molto alta e in un campionato nazionale. Cosa ne pensa di questo gruppo Fassina Calcio a 5? È un'affermazione che condivido pienamente. Abbiamo la fortuna in comune di avere un buon panorama di associazioni sportive, di società sportive che presentano varie tipologie e varie specialità dello sport. In modo particolare in questo panorama il gruppo Fassina ci offre un ventaglio di società, un ventaglio di squadre davvero importanti. Il gruppo Fassina con il calcio a 5, come detto, ai vertici del calcio a 5, ma anche il Mareno Giallo-Blu con la scuola di calcio a 11 per i più piccoli. Quella della promozione dell'attività sportiva nei nostri giovani, ma non solo, è una delle prerogative di questa, ma anche di tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Infatti possiamo annoverare una bella cittadella dello sport con due palazzetti capienti nel quale appunto trovano ospitalità tutte le nostre società sportive, ma anche piste ciclabili, anche lo stadio comunale per il calcio a 11, quindi davvero strutture molto importanti per la nostra società, in particolare per gli atleti, quelli più giovani. È importante sapere che l'amministrazione comunale è vicina a queste società, è importante per la crescita futura anche per i nostri ragazzi che intraprendono le attività sportive paesane. Non ci resta che ringraziarla e immagino che condivida con noi un forza Gruppo Fassina. Assolutamente sì, che sia quella di oggi una bella giornata di sport, una bella giornata nella quale la lealtà sportiva prevalga e, permettetemi di dirlo, un bocca al lupo davvero forte al Gruppo Fassina. Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palasport di Sestu, 22esima giornata del campionato di calcio a 5 Serie A2, in campo tra pochi minuti Crocchias Cagliari e Gruppo Fassina. Io sono in compagnia di due ospiti d'eccezione, da una parte Ugo Franceschini, preparatore atletico del Gruppo Fassina, dall'altra parte invece il presidente del Cagliari Futsal Marco Vacca. Allora io direi di iniziare dagli ospiti per una ragione di cortesia. Allora ci facciamo raccontare un po' qual è il momento del Gruppo Fassina, una sconfitta nell'ultimo turno, però prima due vittorie che vi hanno rimesso in corsa per la salvezza. Sì, le prestazioni che facciamo sono sempre abbastanza convincenti, ci manca un po' di continuità nei risultati, un po' di cattiveria nel ricercarli. Speriamo oggi di rimettere in sesto la nostra classifica perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Perfetto, allora ci facciamo raccontare anche dal presidente Vacca invece quello che è il momento di Cagliari, un momento un po' delicato, 4 sconfitte compresa la Coppa Italia, dunque un momento un po' difficile forse. Noi abbiamo una squadra molto corta. Per quanto il quintetto base sia un quintetto di buon livello, per cui ora stiamo pagando un po' il girone d'andata, un girone giocato ad alti livelli e adesso stiamo un po' pagando. Perfetto, torniamo invece dalle parti del Gruppo Fassina, ci facciamo raccontare quanto è importante per voi, quanto è difficile giocare senza un giocatore importante come Pedro Guedes, che sarà assente per infortunio. Beh, anche noi da questo punto di vista non è che abbiamo una rosa lunghissima. Ogni settimana perdiamo qualche pezzo, alcuni sono tornati al loro paese d'origine e quelli che sono rimasti non sono nelle migliori condizioni. Si deve fare di necessità virtù se si vuole andare avanti, non c'è altra soluzione. Perfetto, allora parliamo di nuovo di Cagliari. Quali sono le insidie di questa partita contro una squadra che non ha sostanzialmente niente da perdere?
Ma intanto, come dicevo prima, siamo un po' in calo, abbiamo alcuni giocatori incerottati e la partita di oggi sicuramente non vedrà un Cagliari brillante. Poi il Fassina comunque sia si è rinforzato, per quanto qualcuno sia andato via, è sempre una formazione che ha dato a questo campionato, ha sempre giocato comunque, ci ha sempre fastidito, ecco, diciamo, la verità è che il Fassina col Cagliari si esprime sempre al meglio. Quali sono gli elementi di Cagliari che temete maggiormente? Ma abbiamo due vecchie conoscenze del futsal veneto come Alan e Rafinha, che sono sicuramente due giocatori di ottimo livello. Dall'altra parte invece avete studiato un po' gli avversari, quali sono quelli che vi impensieriscono maggiormente? Il complesso in generale. Perfetto, allora parliamo anche dell'attività del gruppo Fassina, oltre quella che è la prima squadra. La vostra è una società che si è costituita da pochi anni, però ha già raggiunto dei traguardi importanti. Ma a dire il vero, io sono arrivato a Natale, però essendo abbastanza vicino al futsal veneto, il gruppo Fassina rappresenta una realtà ormai consolidata nel nostro territorio, anche dal punto di vista delle giovanili. C'è un bel movimento e la società sta ben attenta a svilupparlo e speriamo che ci possano essere dei risultati anche per la prima squadra nei prossimi anni. Perfetto, a questo punto non vi chiedo ovviamente un pronostico, però vi chiedo che partita andremo a vedere. Due squadre stanche da quanto ho sentito, volenterose, è chiaro che dobbiamo riscattarci sia noi che loro, per cui sarà secondo me una partita che il risultato finale lo vedremo veramente all'ultimo secondo. Credo che sia una partita molto tirata sino alla fine. Ma se conosco bene la nostra squadra, se riusciamo ad avere una buona partenza poi riusciremo a tenere per tutta la partita, perché non siamo ancora molto maturi sotto questo aspetto, abbiamo degli sbalzi molto considerevoli sia da partita a partita sia da minuto a minuto, per cui bisogna sempre tenerli un po' sotto pressione questi ragazzi, ma come ho detto, se riusciamo a partire bene abbiamo già fatto metà dell'opera. Perfetto, allora le squadre sono tornate negli spogliatoi, dunque io libero i due ospiti. C'è qualcosa che vuole dire? Niente, auguro buona partita ad entrambi. Io so che loro ci provano a venire in Serie A ormai da diversi anni e glielo auguro fortemente, anche perché conosco il mister, che abbiamo fatto il corso insieme a Coverciano ed è un mister valido, una persona ottima. Perfetto, allora inizia sotto l'insegna della sportività questa partita. Ringrazio ancora i miei due ospiti e li libero dunque perché manca ormai pochissimo all'inizio di questa partita. Grazie ancora, grazie. E andiamo a raggiungere la nostra postazione di commento con il 18 Piaz Filippo, universale classe 1992. È il tecnico di Cagliari è Diego Podda. Le squadre intanto sono in campo, lancio della monetina da parte degli arbitri. Gli arbitri, lo ricordiamo, sono Giuseppe Parente di Como e Massimo Taricciotti di Ciampino. Al crono invece Stefano Zuddas di Cagliari. Applausi per le due formazioni convenevoli di rito prima della partita. Allora leggiamo anche quello che è il roster del gruppo Fassina. Con il numero 1 il portiere titolare dopo l'addio di De Melo è Andrea Bastini, con il 4 Davide Zecchinello, laterale classe 1997, con il 5 invece il grande assente, non sarà di questa partita, Pedro Guedes, l'abbiamo sentito anche prima dalle parole del preparatore atletico Franceschini, con il numero 8 uno degli elementi di punta del gruppo Fassina, Suarez Curbelo Agliose, con il numero 9 Raúl César De Melo, con il numero 10 Soares Ortega, con il numero 11 Reinoldi De Queiroz, con il 12 il portiere di riserva Luca Modolo, con il 14 Matteus Lucas Denner, con il 15 Orsi Soares Vinicius e con il numero 6 abbiamo anche Emiliano Marin. Tutto pronto intanto per il calcio d'inizio di questa partita. Verrà osservato un minuto di silenzio che ovviamente rispetteremo anche noi.
L'applauso scioglie il minuto di silenzio. Tutto pronto allora per l'inizio di questa partita. Sarà il gruppo Fassina a battere il calcio d'inizio di questa gara. Gli ultimi controlli dei direttori di gara al cronometro e alle due panchine. E si può iniziare. Calcio d'avvio battuto dal gruppo Fassina. Subito un contrasto, recupera palla Vinicius che però non riesce a mantenere in gioco la sfera. Dunque la rimessa in gioco in zona d'attacco per il Cagliari Futsal, di cui si incarica il numero 9 Andrea Barbarossa, appoggiato all'indietro, e poi il suggerimento nella metacampo difensiva raccolto da Alan. Lo scambio ancora, Alan in possesso del pallone, ha provato a servire per vie verticali Andrea Barbarossa, il dribbling di Barbarossa, ma l'intervento in take è scivolato provvidenziale da parte del numero 10 Soares Ortega. Palla che è terminata in fallo laterale e Lopez alla battuta. Ancora un contrasto, molto decisi sui palloni vaganti i giocatori del gruppo Fassina. Sarà un corner battuto da Alan, la palla al centro, ribattuta, allora riparte il contropiede del gruppo Fassina. Vinicius in possesso del pallone, serve sulla sinistra un compagno che non riesce però a trattenere la sfera, allora riparte Cagliari. Il numero 14 Lanziotti, fermato però regolarmente, e allora il gruppo Fassina ha provato a imbastire una nuova manovra d'attacco. La palla però è terminata sui piedi del portiere della Croquias Cagliari, Mirko Murru. Lo scambio difensivo, ora Alan ha servito il numero 14 Lanziotti, il contatto in area di rigore e viene fischiato il calcio di rigore. Calcio di rigore per la Croquias Cagliari, steso il capitano Andrea Barbarossa nel cuore dell'area, e arriva la chiamata arbitrale. Attorniato il direttore di gara dai giocatori del gruppo Fassina, che abbozzano qualche protesta seppur molto pacata. Dunque calcio di rigore per Cagliari dopo appena un minuto di gioco. Va a trasformare Alan, il tiro, la parata, il miracolo di Bastini, la respinta con il petto del portiere del gruppo Fassina. Davvero una prodezza da parte dell'estremo difensore della formazione trevigiana. Allora riparte Cagliari con Alan sulla sinistra. Alan si ferma, affrontato da un avversario, si tratta del numero 8 Aiose, che ha provato anche in questa circostanza l'intervento in tackle scivolato. Rimessa in zona d'attacco dunque per Cagliari, che non è riuscita a capitalizzare pochi istanti fa un calcio di rigore. Richiamato Andrea Bastini. Che ha subito un colpo al volto probabilmente in precedenza, in occasione proprio del calcio di rigore. Intanto Barbarossa al centro, arriva con un pizzico di ritardo all'appuntamento con il gol Lucas Lanziotti. Ancora un'occasione per la Croquias, che ha già recuperato palla sul rilancio del portiere. Il suggerimento da questa parte per Barbarossa, all'indietro per Lopez, riparte da dietro con il numero 7 Alan. Alan ancora in possesso del pallone, si sposta sulla sinistra, arriva il blocco di Lopez, la palla poi sparata in avanti dalla Croquias senza successo. E si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo per il gruppo Fassina. Bastini, il rilancio con le mani a cercare un compagno, difficile da controllare il pallone per il numero 10 Ortega. Allora è già ripartita la Croquias, lancio lungo, Vinicius di testa, appoggia per il numero 11 Renoldi. Ancora Renoldi, ha ricevuto da Vinicius, porta palla Renoldi, fa soffiare la sfera dal numero 7 Alan, stava per combinarla grossa,
il giocatore del gruppo Fassina. Ha limitato i danni però la formazione trevigiana. Rimessa in zona d'attacco per la Crocchias con Alan che discute con l'arbitro. La rimessa in gioco che arriva in questo momento e subito la battuta di Barbarossa, la sua conclusione che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Bastini. Dunque rimessa dal fondo per il gruppo Fassina. 17 minuti e 50 secondi ancora da giocare nel corso di questo primo tempo. Il punteggio è ancora di 0-0, ma la Crocchias Cagliari ha avuto più di un'occasione per passare in vantaggio. Un po' di difficoltà per il gruppo Fassina, soprattutto sulla pressione di Cagliari, come in questo caso. Vinicius prova a far ripartire i suoi, la palla è per il numero 10 Ortega, pressato, Ortega costretto a un ribaltamento di fronte un po' rischioso per uscire da una situazione difficile. Dunque rimessa dal fondo per la Crocchias, Lanziotti all'indietro ancora per il numero 7 Alan. Alan manovra ancora per Lanziotti, arriva il blocco di Lopez. Alan prova a sventagliare da quest'altra parte, c'è stato il tiro in porta, Bastini ha deviato prontamente in corner. Calcio d'angolo per Cagliari, il tiro al volo di Barbarossa ribattuto da Vinicius. Si lotta sul pallone spiovente, Vinicius si lamenta anche per una trattenuta, si riprenderà comunque con una rimessa laterale in favore del gruppo Fassina. Già eseguita, la palla è per il numero 10 Ortega. Ortega spalle alla porta, decide di appoggiare all'indietro per Renoldi. Renoldi da quest'altra parte ancora per Ortega. L'ultimo tocco è stato di un giocatore della Crocchias. Dunque rimessa stavolta per il gruppo Fassina, il pallone calciato al centro da Aiose senza però risultato. Si lotta sul pallone ancora Aiose, il tiro e la respinta di Murru. Primo sussulto di questa partita per il gruppo Fassina con Aiose che ha provato il tiro in porta. Attento Murru nella circostanza a respingere. Lopez. Il passaggio lungo a cercare Barbarossa, la palla messa fuori di testa dal gruppo Fassina. Lopez all'indietro riceve il passaggio di ritorno. Ancora Lopez che rischia sulla pressione di Ortega. La palla ora è sulla destra dove agisce Lopez. Il passaggio lungo, esce con il petto addirittura Bastini. Bastini a grandi falcate dall'altra parte del campo. Azione coraggiosa da parte di Bastini, la ribattuta. Intanto c'è un cambio per Cagliari. È uscito il capitano Barbarossa, è entrato con il numero 5 Ugo Bernardez. L'abbiamo detto, giocatore tra i più decisivi, insomma tra i più importanti nella partita d'andata che la Crocchias andò a vincere a Mareno di Piave col punteggio di 8-3. Ortega. Pressato Ortega, il numero di Ortega davvero pregevole, la palla in mezzo alle gambe di Lanziotti e calcio di punizione per il gruppo Fassina. Renoldi si porta nella zona delle operazioni, sarà lui a calciare questo un calcio di punizione. La battuta di Renoldi, l'appoggio e il suggerimento in verticale per Ortega. Ortega contro due avversari, prova a girarsi, Ortega cerca il numero, la palla al centro. Si riprenderà però con una rimessa già eseguita da Cagliari con il nuovo entrato, il numero 5 Bernardez. Ora Lopez all'indietro, Alan, il tiro in porta improvviso di Lanziotti, ancora l'ottima risposta di Bastini, conclusione centrale ma Bastini si è fatto trovare puntuale qua, un'incomprensione scusate in casa gruppo Fassina.
Ortega non ha seguito il suggerimento del compagno, allora la rimessa già eseguita da Cagliari. Bernardes fermato molto bene in scivolata da parte di Ayose. Altra rimessa in zona d'attacco per la Crocchias. Alan, piccoli passi, Lopez poggia all'indietro per Bernardes. Ora siamo di nuovo dalle parti di Alan. Centralmente ancora per Ugo Bernardes, il passaggio però è troppo corto e per poco Renoldi non riesce a conquistare la sfera, ma avviene comunque in ogni caso il recupero di Fassina. Non servito coi tempi giusti Ortega. Palla comunque ancora controllata dalla formazione ospite. Bastini costretto a buttare il pallone in fallo laterale, poi ha tentato la conclusione Barbarossa, il pallone che cade pericoloso nell'area di rigore del gruppo Fassina, che intanto è già dall'altra parte con Renoldi, il passaggio, il tiro e il gol! Il gruppo Fassina in vantaggio con Ortega. 14 minuti 29 secondi ancora da giocare nel corso del primo tempo e il gruppo Fassina è in vantaggio. L'assist di Tacco e la battuta a rete di Ortega, freddissimo, contro Murru. Sorpresa qui a Sestu. Gruppo Fassina in vantaggio per 1-0. Vedremo ora se ci sarà la reazione della Crocchias, che prova a scuotersi con Bernardes attaccato. Le mani addosso da parte del numero 14 Denner, che è entrato in campo. La manovra di Cagliari, è entrato intanto anche il numero 18 Piaz Filippo. Bernardes fermato ancora dall'azione aggressiva di Ayose. Sta giocando molto bene il gruppo Fassina. Ora rischia ancora la battuta al volo, non c'era alcun fallo. I giocatori di Cagliari si erano fermati chiedendo la punizione. È arrivato il tiro di Renoldi, che non è riuscito però a capitalizzare questa ghiotta occasione al 6° minuto del primo tempo. Bernardes, lo scambio ora Lopez, provato l'1-2 con Bernardes, passaggio lungo, intanto Murru tempestivo nell'uscita coi pugni. Il tacco di Lopez, pronto Barbarossa, Barbarossa si gira, prova ad accentrarsi ma Ayose gli soffia il pallone dai piedi. Riparte Fassina con il numero 14 Denner. Denner prova la conclusione, che fa la barba al palo alla sinistra di Murru. Anzi, c'è stata la parata, è stata una deviazione, perché si riprende con un calcio d'angolo per il gruppo Fassina. Vinicius, il pallone ancora per Denner e c'è la parata ancora di Murru. Dominio del gruppo Fassina in queste prime battute. Ancora Murru costretto agli straordinari. Pallone per Vinicius, Vinicius attaccato, ora Renoldi. Renoldi dall'altra parte a cercare il compagno di squadra Ayose, ora sotto la palla dentro l'area per il numero 14 Denner, che ha provato la battuta a rete. Ancora Murru si è dovuto superare. Dunque, dopo un approccio un po' difficile alla partita, il gruppo Fassina sta ora dominando qui a Sestu. Vinicius arriva in ritardo dopo il tocco del compagno, il rilancio lungo a cercare Lopez, è però fuori misura. Rimessa in gioco eseguita da Vinicius, la palla in verticale a cercare ancora Denner. Non è riuscito ad addomesticare il pallone il giocatore del gruppo Fassina. Ancora Bastini, coraggiosissimo, stavolta di testa, a intercettare il passaggio lungo. Vinicius all'indietro, provato il suggerimento in verticale il numero 8 Ayose, senza però riuscire a trovare nessun compagno. Intanto torna in campo
con il numero 14 per la Croquias Cagliari, Lanziotti, che ha provato ora a saltare di testa. Il suggerimento però di Murru era troppo alto. Ancora Denner, protegge palla, attaccato però il numero 10 Ortega, riesce a conquistare il pallone con un rimpallo, si lotta a terra e l'intervento a piedi uniti da parte di Suarez Curbelo Ayose, che viene addirittura ammonito per questo intervento. Sosteneva di aver preso il pallone il giocatore del gruppo Fassina, sanzionato invece con un calcio di punizione. Il suo intervento è arrivato addirittura il cartellino giallo. Dunque calcio di punizione per la Croquias. Se ne incarica Alan. Bastini piazza la barriera, è pronto Alan. Alan, il suggerimento per Barbarossa, riceve ancora Alan, Alan si accentra, pallone intercettato solo per un attimo però dal gruppo Fassina, costretto a indietreggiare. Lanziotti che riparte da Bernardes, Barbarossa all'indietro, ancora la manovra di Cagliari che non riesce però a trovare spazi. L'intervento pulito stavolta da parte di Denner, che ha deviato palla in fallo laterale. Barbarossa all'indietro per Murru, rilancio lungo ancora di Murru, completamente sballato e non riesce a imbastire delle azioni degne di nota. La Croquias Cagliari colpita anche più duramente del previsto dal vantaggio del gruppo Fassina. Formazione cagliaritana che aveva iniziato molto bene. Gruppo Fassina che sembrava in difficoltà, invece è arrivato il vantaggio della formazione ospite. Tanto Lanziotti è caduto in area. Qualche timida protesta da parte della Croquias, non c'è però alcuna chiamata arbitrale. Qui Ortega sporca il pallone, esce Bernardes, intanto torna in campo Lopez. Lopez all'indietro dalle parti di Alan. Alan ancora per Lopez, Lanziotti, l'anticipo però di Vinicius. Lopez ha toccato all'indietro per Alan, il lancio lungo di Alan non può arrivare sul pallone Lanziotti. Tanti errori di misura da parte della Croquias. Vinicius per vie orizzontali, Ayose, fatto però intercettare il passaggio da Lopez. Vinicius in verticale, Denner, il tocco di Ortega, arriva Vinicius dall'altra parte, ancora per Denner, giro e tiro e la risposta ancora di Murru. Gruppo Fassina ancora pericoloso, ancora con Denner. La risposta di Murru, mani aperte a respingere la conclusione del numero 14 giallo-blu. Ayose sulla destra, si propone Ortega, Ortega che riceve, spalla alla porta, Ortega attaccato da due avversari, non c'è fallo, allora riparte Cagliari, il tiro tentato da Lopez, la palla respinta in calcio d'angolo. Reclamava palla Barbarossa sulla destra, si arrabbia un po' con il compagno. Calcio d'angolo per Cagliari, ribattuto da Ayose. Dunque ancora nulla di fatto, siamo quasi alla metà di questo primo tempo. Lopez dalle parti di Alan, il tiro ribattuto. Attenzione perché Vinicius ha intercettato palla, riparte il gruppo Fassina, il tocco sotto da parte di Ayose, la palla fuori. Ripartenza pericolosissima da parte del gruppo Fassina. E c'è il time out in campo chiamato da mister Diego Podda.
Terminato il time out, dunque si torna in campo. 10 minuti 36 secondi ancora da giocare nel corso del primo tempo. Il gruppo Fassina è avanti qui a Cagliari con il punteggio di 1-0. Il gol realizzato da Aiose, anzi da Ortega, scusate, dal numero 10 Ortega. Prova a reagire Cagliari, c'è spazio qui sulla destra per Alan. Tempestivo ancora Bastini, davvero molto bravo nelle uscite. Riceve anche i complimenti di mister Giuseppe Mungo. Va per le lunghe, intanto la rimessa in gioco della Crocchias. Lopez, Barbarossa, ancora Lopez, Alan. La sovrapposizione di Barbarossa non viene però servito, allora c'è Lanziotti, Lanziotti, tanto spazio per il suo tiro, il sinistro di Lanziotti, la palla ampiamente alla destra della porta difesa da Bastini. Torna in campo intanto Ortega, esce Denner ed entra in campo anche il numero 4 Zecchinello per il gruppo Fassina. Qualche scintilla intanto tra Ortega e Murru. Palla per il numero 8 Lopez e poi la battuta a rete di Lanziotti che si divora il pari. Lanziotti ha avuto la palla per il pareggio ma non è stato freddo davanti a Bastini. Dobbiamo però annotare la reazione della Crocchias che dopo il time out sembra avere un atteggiamento più deciso. Zecchinello, il tocco per Aiose, rimessa per Cagliari, Barbarossa, anzi si tratta di Lanziotti, scusate, il suggerimento di ritorno per Lanziotti che non riesce a calciare in porta. Attenzione perché può ripartire il contropiede del gruppo Fassina, fermato però molto bene da Cagliari. Lopez, arriva il tocco duro da parte di Ortega, verrà ammonito anche Ortega. Intervento in ritardo da parte del giocatore del gruppo Fassina che è anche il miglior marcatore di questa squadra, classe 1990. Finisce dunque sul taccuino dei cattivi. Il fischio dell'arbitro, la palla indietro per Bernardes. Bernardes si libera della pressione di Zecchinello. Ora c'è Alan. Alan affrontato da Zecchinello, anche lui. Palla ora per Lopez sulla sinistra. Lopez prova a smarcarsi. Lopez spalle alla porta contro due avversari, gli sradica il pallone il numero 11 Renoldi che poi si lancia in contropiede solitario, fermato Bernardes, c'è spazio da quest'altra parte per Lopez, eccesso di generosità per Lopez che provava a servire Bernardes, calcio d'angolo già battuto, Lanziotti, Bernardes prova a liberare il tiro che arriva con il mancino, nessun problema comunque per Bastini. 8 minuti 57 secondi ancora da giocare nel corso del primo tempo. Gruppo Fassina avanti per 1-0 qui a Sestu. Stop di petto di Ortega affrontato da due avversari, gli porta via il pallone Lopez. Lopez provava a servire il taglio del numero 18 Piaz. Lopez, lo scambio, ancora Lopez. Il passaggio per Bernardes. Bernardes provava a servire il suo compagno in verticale, però Piaz tagliava verso il centro, dunque nulla di fatto. Palla lunga ancora per Ortega, arriva Bernardes, palla che tocca il soffitto. Si riprenderà dunque con una rimessa in gioco per il gruppo Fassina. Renoldi, la conclusione di Renoldi deviata.
Calcio d'angolo per il gruppo Fassina, se ne incarica Renoldi. Nulla di fatto e dunque c'è il cambio di rimessa. Stavolta Cagliari in zona difensiva. Piazza all'indietro per Bernardes. Prova a tagliare il campo la Croquias, ancora con Piazza all'indietro. Lopez. Alan. Bernardes al centro. Tocco all'indietro ancora per Alan. Alan non sa bene cosa fare del pallone, attaccato da Jose. Allora si torna da Murru. A Jose. Era andato in pressione anche in questo caso. La Croquias però manovra ancora con Alan. Alan qualche difficoltà, gli strappa via il pallone Renoldi in maniera regolare. Ortega va via in bello stile. La carica irregolare di due avversari. È calcio di punizione per il gruppo Fassina. Torna in campo intanto anche Lanziotti tra le fila di Cagliari. Battuto il calcio di punizione, Ortega spalla alla porta, attaccato da Lopez in due, ora arriva anche Bernardez. Perde palla Ortega. È rimessa in gioco per la Croquias. Bernardez. Affrontato da Zecchinello, Bernardez. Ora Lopez. Ancora Lopez. Prova il passaggio in verticale. Cercava Bernardez. Non poteva però arrivare su questo pallone. Passaggio lungo a cercare Ortega. Murru ancora tempestivo sul pallone alto. Mette in fallo laterale. In campo anche Vinicius ora per il gruppo Fassina. È uscito il numero 4 Davide Zecchinello. Renoldi è riuscito solo a toccare, ma c'è Ayose, la pressione su Ayose, non arriva il fallo come vorrebbe mister Mungo. Rilancio lungo, attenzione perché Murru rischia con la presa. Mantiene però il pallone in campo il gruppo Fassina, il tiro improvviso da parte di Renoldi dopo l'assist di Vinicius. Ancora vicina al raddoppio il gruppo Fassina, stavolta con Renoldi. Il tocco con il destro, vicinissimo al palo. Bernardez. Piazza all'indietro. Lopez. Prova a smarcarsi e il tiro a giro. Davvero una bella conclusione da parte di Ugo Bernardez. Palla si è spenta non distante dal 7 della porta difesa da Bastini. 6 minuti e mezzo ancora da giocare. Attenzione perché Cagliari recupera in zona d'attacco con Lanziotti. Lanziotti raddoppiato da Ortega che gli tocca il pallone. Rimessa in gioco Bernardez. Prova a cambiare gioco per Piaz. Rimessa ancora per la Croquias. Bernardez. Lopez ha provato a servire Piaz. Non c'è il fallo, non c'è nessuna deviazione, dunque rimessa in gioco per il gruppo Fassina con Vinicius. Attaccato Vinicius, costretto a sparacchiare in avanti il numero 11 Renoldi. Provato intanto il suggerimento in verticale anche Alan, senza grande successo. Bernardez all'indietro, c'è Murru, ora Alan. Bernardez chiede la collaborazione del compagno Lanziotti. Lanziotti ha cercato Alan, l'anticipo però di testa da parte di Ayose, il tiro poi di Lanziotti con il sinistro. Dobbiamo dunque annotare un'altra azione pericolosa da parte della Croquias. Solito lancio lungo in direzione di Ortega.
Stavolta controllato bene da Bernardez. Lanziotti scambia. Ora Bernardez affrontato da Vinicius. Bernardez chiede la collaborazione di Piaz. Fermato Piaz, gli sradica il pallone Ortega. Ortega 2 contro 1. Ancora Ortega. Servito il numero 8 a Jose. C'è il 2-0 del gruppo Fassina. Il raddoppio al 15esimo a Jose. Il tocco a scavalcare Murru. Raddoppio del gruppo Fassina. Micidiale contropiede orchestrato da Ortega e concluso da Jose. 0-2 allora. Qui a Sestu. La sorpresa forse. La formazione quinta in classifica, messa alle corde dal gruppo Fassina, che naviga in zona play-out, ma che, l'abbiamo detto anche in fase di presentazione della partita, sta vivendo tutto sommato un buon periodo di forma, eccezione fatta per la sconfitta contro Montesilvano. Bernardez riceve. Bernardez per vie orizzontali ha cercato ancora Alan. Ortega molto attento sulla linea di passaggio. E Alan andato a rimettere in gioco il pallone. Ora c'è Barbarossa. All'indietro ancora per Alan. Alan serve Bernardez, il passaggio per Barbarossa. Prova a girarsi Barbarossa, attaccato da Vinicius. Vinicius che è anche l'ultimo a toccare. Si lotta intanto vicino alla zona del calcio d'angolo, il pallone in direzione di Barbarossa, intercettato. Bernardez poggia all'indietro per Murru. Murru alza la testa, il suggerimento che Bastini fa suo, presa sicura dell'estremo difensore del gruppo Fassina. Intanto Renoldi nel nulla, non si era capito con Ortega. Lopez controlla il pallone. Lopez. Alan. Arriva Lopez. Lanziotti. Lanziotti prova ad andare via. Bastini con la collaborazione di Vinicius sventa. Attenzione perché c'è il numero di Ortega. Ha provato ad andare via sulla sinistra. Fermato però dalla difesa della Crocchias. Ora Lanziotti attaccato. Attenzione perché Jose era andato in pressione. Guadagna dunque una rimessa in zona d'attacco e arriva il time out. Stavolta lo chiama coach Giuseppe Mungo. Si torna in campo dopo il time out. Rimessa in zona d'attacco per il gruppo Fassina, avanti meritatamente qui a Sestu contro la Crocchias Cagliari per 2-0. Il tocco per Vinicius. Vinicius all'indietro per Jose. Si cercava di servire Ortega in area di rigore. Nulla di fatto però. Murru ha già servito il numero 7 Alan. Lopez in verticale a servire Lanziotti. Lanziotti si gira, indietreggia però e serve Lopez. Attento Ortega a sventare la minaccia. Intercetto, attenzione Renoldi. Renoldi serve Ortega e Barbarossa protegge il pallone che si spegne in fallo laterale. Alan. Alan per Barbarossa, il tiro del capitano della Crocchias. Bastini ancora molto bene in calcio d'angolo. 2 minuti 56 secondi ancora da giocare nel corso del primo tempo. Calcio d'angolo per la Crocchias, la palla al centro, il tocco forse con il braccio da parte di Barbarossa. Ha recuperato però Alan, ma solo per un attimo. Vinicius contropiede per
il tocco di ritorno da parte del numero 10 Ortega, che non è riuscito però stavolta a mettere in rete. Fulminei il contropiede del gruppo Fassina, vicino addirittura al 3-0. Alan per Lopez, Barbarossa anticipato da Ayose. Ora c'è Renoldi sul pallone, Renoldi ancora per Ayose, Ayose guarda avanti, prova a servire Ortega, Ortega che non riesce a trattenere il pallone. Vi ricordo intanto www.directasport.it, web tv isolana dedicata agli avvenimenti sportivi sardi e non. Questa partita che è visibile ora in diretta streaming su YouTube, potrete poi rivedere con il montaggio a partire dalla giornata di lunedì. Avremo anche un pensiero del sindaco di Mareno di Piave, che ha voluto dedicare a questo evento. Tanto torniamo in cronaca perché c'è una punizione in zona d'attacco per la Crocchias. La battuta per Bernardes, non si capisce però con Alan. Rilancio lungo che provava a beffare Murru che però torna prontamente in porta. Alan intanto fermato, esce anche Alan, c'è Barbarossa al suo posto. Lopez per Bernardez, 1 minuto e mezzo ancora da giocare. Bernardez all'indietro per Lopez, attaccato da Ayose, sceglie di andare dalle parti di Lanziotti, anzi era Bernardez. La fuga solitaria da parte di Lopez che ha commesso fallo, ha sbracciato un po' troppo, viene dunque sanzionato. Anzi, si trattava di una semplice rimessa laterale, non c'era alcun fallo in precedenza. Lanziotti ribatte, pallone per Bernardez che pasticcia con il pallone tra i piedi, se lo trascina direttamente in fallo laterale. Renoldi ha già battuto per Ayose in verticale, l'anticipo da parte di Barbarossa, rimane a terra. Lopez ha subito un colpo al gluteo, cadendo sul parquet. Ci sarà ovviamente anche da asciugare il parquet per prevenire incidenti. Riepiloghiamo dunque la situazione, 59 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Il punteggio è di 2-0 in favore del gruppo Fassina. Pallone sportivamente messo fuori dalla squadra trevigiana. Messo in gioco Bernardez per Ayose, ancora Bernardez, c'è il numero 7 Alan, affrontato da Vinicius, si accentra Alan, provato a servire in verticale Lanziotti che è stato però anticipato. Alan, Bernardez, prova l'acrobazia Lanziotti, liscio di Lanziotti. Era una giocata coraggiosa la sua, del resto in questi casi il rischio è anche quello di fare una brutta figura. Ha fatto bene comunque a provarci Lanziotti, perché in quella situazione si poteva fare forse poco altro. Riparte il gruppo Fassina con Ayose fa tutto da solo. Lopez protegge l'uscita del pallone, Murru ha già rimesso in gioco il pallone in direzione di Alan. Alan è costretto a fermarsi, sceglie Bernardez all'indietro per Lopez.
Lopez per Lanziotti, ancora il passaggio di ritorno per Lopez. Alan affrontato da Renoldi, Renoldi ci mette la gamba e dunque rimessa laterale per il gruppo Fassina. Il tocco però direttamente in direzione di Aiose. Finisce qui il primo tempo qui al Palasport Comunale di Sestu. Il gruppo Fassina è avanti per 2-0 sulla Croquias Cagliari. Gruppo Fassina calcio a 5, il punteggio dopo i primi 20 minuti è di 2-0 in favore del gruppo Fassina, che ha sorpreso la formazione di casa giocando in maniera aggressiva, ma c'è da ricordare anche il calcio di rigore fallito in apertura dalla Croquias, che poteva forse cambiare un po' le sorti di questa partita. Intanto c'è da attendere prima del calcio d'inizio lo stesso portiere della Croquias, Mirko Murru, che va ad aggiustare la rete con il nastro adesivo. Vi ricordo intanto directasport.it, le immagini di Antonio Carta, la parte tecnica affidata a Mauro Farris, la voce che sentite invece è quella di Roberto Rubiu. Siamo partiti questo secondo tempo, la manovra di Bernardez per Lanziotti, ancora Bernardez prova a farsi spazio, affrontato da due avversari. Alan, suggerimento in verticale per Lanziotti, all'indietro dove c'è Lopez, Lopez è costretto a indietreggiare, serve Alan, Alan lo scambio, il pallone dall'altra parte per Lanziotti, Lanziotti si ferma, il suggerimento per Alan, Bernardez, suggerimento di ritorno, ancora Alan, la palla in verticale per Bernardez e il gol accorcia le distanze, la Croquias, gran gol di Hugo Bernardez. Dopo pochi secondi dall'inizio di questo secondo tempo i padroni di casa si caricano il 2-1 realizzato da Hugo Bernardez. E ora riprende vigore la manovra della Croquias, caricata anche dal proprio pubblico. Ha provato la conclusione il numero 8 Lopez, Victor Lopez, il centrale della Croquias. Rilancio lungo di Bastini, il colpo di petto da parte del numero 14, si trattava di Denner. Provato la conclusione a Iose, deviata sul fondo e allora calcio d'angolo per il gruppo Fassina. Se ne incarica Vinicius. Vinicius, la battuta di prima intenzione da parte di Denner. Palla fuori alla sinistra di Murru. Murru, il tocco. La palla dalle parti di Lanziotti, forse spinto alle spalle. Ed è proprio questa la chiamata dell'arbitro. Azzerato il conto dei falli dopo il primo tempo. Lanziotti chiede all'arbitro di far intervenire l'addetto alla pulizia del parquet. Si è bagnato dopo la sua caduta. Trascorso poco più di un minuto nel corso di questo secondo tempo e lo ricordiamo, il punteggio è già cambiato. Ora siamo sul punteggio di 2-1 in favore del gruppo Fassina. La Croquias ha accorciato le distanze con il tiro di Bernardez. Una staffilata centrale ma potente che è andata a battere il portiere Bastini. Alan dietro, il tiro da parte di Lopez, ribattuto. Anzi era il tiro di Bernardez, Bernardez che è andato a colpire un avversario. Dovrebbe trattarsi di Denner.
chiede l'intervento dei sanitari. Esce intanto Denner, entra in campo il numero 10 Ortega. Rimesso in gioco il pallone dalla Crocchias. Lopez. Lanziotti all'indietro ancora per Lopez. C'è Alan, ora il blocco arriva con i tempi giusti da parte di Lanziotti. Victor Lopez ha provato il suggerimento in diagonale. Ancora per Lanziotti, che è arrivato però in ritardo. Vinicius, il tocco rischioso per Bastini, ne viene fuori comunque bene il gruppo Fassina. Qui invece l'ultimo tocco arriva da parte di Renoldi. Dunque rimessa in gioco per il gruppo Fassina, scusate, per la Crocchias ovviamente. La Crocchias che ha già rimesso in gioco. Vinicius all'indietro, Bastini rischia tantissimo sulla pressione di Lanziotti, per poco non combinava la frittata il gruppo Fassina. Potrà usufruire di una rimessa laterale. Il pallone lungo per Ortega che prova la girata di testa, è attento però Murru. E ora protesi in avanti alla ricerca del pari, la Crocchias che lascia anche qualche spazio. Il tiro di Alan deviato sotto misura da Lanziotti. E aumenta dunque la pressione della Crocchias. Aiose pronto alla rimessa in gioco. Vinicius ancora per Ortega, si propone Vinicius. Ortega spalla alla porta, attaccato. Ortega prova a girarsi, fermato però regolarmente dall'intervento di Victor Lopez. Murru rimette in gioco Bernardez. Il tocco di ritorno, attenzione perché Bernardez si presenta al limite dell'area. Pericolosa ancora la Crocchias. Proteste di Ortega in direzione dell'arbitro. Ha rischiato il gruppo Fassina. Vinicius all'indietro per Bastini. Ancora Vinicius, cercava Renoldi. E rimessa laterale per la Crocchias. Torna in campo Barbarossa, esce Lanziotti. Lo stesso Barbarossa che si incarica della rimessa in gioco. All'indietro il passaggio per Victor Lopez. Ancora Lopez. Bernardez. Barbarossa. Ora Alan. Si propone Bernardez, il tocco all'indietro per Alan. Ora Lopez. Fronteggiato da Ortega. Barbarossa all'indietro. Stringe le maglie in difesa il gruppo Fassina. Ora raccolto, attenzione perché c'è il numero di Bernardez che aveva saltato Ortega. Ortega che però è riuscito nel recupero della sfera. Ortega che è finito a terra, non c'è però nessun fallo secondo gli arbitri. Rimessa in gioco già eseguita dalla Crocchias. Con Bernardez che ha toccato all'indietro, ora c'è Alan per vie orizzontali, cercato ancora Bernardez, nuovamente Barbarossa all'indietro per Alan, lo stop di petto di Alan, il suggerimento però sbagliato e attenzione il contropiede del gruppo Fassina con Renoldi che si proponeva da questa parte liberissimo sulla sinistra, sarebbe potuto presentare solo davanti a Murru. Lopez contro Ortega, ancora Lopez all'indietro, c'è Alan. Bernardez prova ad andare via, Bernardez attentissimo. Bastini in presa bassa. Bastini però un eccesso forse di frenesia in questo caso, sparacchia il pallone dove non c'è nessun suo compagno.
Lopez attaccato da Vinicius, sale la pressione del gruppo Fassina che recupera immediatamente il pallone con Ayose, voleva un fallo Bernardes, fallo che però non arriva. Pallone rimesso in gioco in direzione di Vinicius, cercato Ortega, Ortega spalle alla porta, libero Vinicius che riceve ora il tocco di punta da parte di Vinicius, azione ben costruita da parte del gruppo Fassina. Dall'altra parte Bernardes ha provato il dribbling, e dovrebbe esserci il calcio di punizione in favore della Crocchias. Lanziotti intanto torna in campo, è uscito Bernardes. Lanziotti all'indietro, Barbarossa attaccato da due avversari, Barbarossa Ortega, intervento del giocatore del gruppo Fassina solo per un attimo. Ortega lotta sul pallone, attenzione, la porta era sguarnita, recuperato comunque Renoldi. Renoldi prova a lanciare Ayose, toccato sul volto, si lamenta per un tocco sul volto, arriva il cartellino giallo per Lanziotti. Era partito a tutta velocità Ayose, va a chiedere scusa immediatamente Lanziotti. Partita accesa dal punto di vista agonistico, ma sempre molto corretta, grande sportività da parte dei giocatori in campo. Abbiamo visto anche da parte dei dirigenti e dai membri dello staff nella presentazione della partita, insomma. Ayose, il rilancio lungo e il gol, ma c'è il fallo, la carica fallosa su Murru che rimane a terra, aveva staccato Ortega con la spizzata di testa, toccato però Murru, e dunque c'è la carica sul portiere. Il punteggio rimane di 2-1. Non si dà pace Vinicius. E si riprenderà dunque con un calcio di punizione per la Crocchias, mentre Murru sembra in grado di continuare il gioco, anche se arriva l'intervento ora del medico della Crocchias che gli porge un sorso d'acqua. 14 minuti 41 secondi ancora da giocare nel corso del secondo tempo. Directasport.it, le immagini che vi giungono dal Palasport città di Sestu, Crocchias Cagliari, gruppo Fassina. 22esima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, rimesso in gioco il pallone da parte della Crocchias e rischia poi il numero 7 Alan sulla pressione del suo avversario. Fa sedere con un bel numero il suo avversario anche Victor Lopez. La pressione su Alan, si destreggia bene, cerca Lanziotti, la sponda di testa da parte di Lanziotti, capisce tutto Ortega che però si trascina fuori il pallone. Barbarossa già toccato in direzione di Alan per Lopez, l'uscita di Bastini con i piedi, e calcio d'angolo per la Crocchias, anzi è una rimessa laterale. La battuta di Alan di prima intenzione, palla ampiamente fuori. Vinicius all'indietro, Ayose, Ortega si gira, Ortega cerca Vinicius, molto bene Vinicius, cercava il taglio dall'altra parte di Ayose, palla deviata e rimessa laterale in zona d'attacco per il gruppo Fassina con Renoldi, anzi è un corner. Renoldi ha toccato per Vinicius, il tocco sbagliato da parte di Vinicius, il contropiede della Crocchias con Alan. Arriva Renoldi che spazza via senza tanti complimenti, rimane a terra intanto Alan.
mani sul volto per lui e torna in campo dopo pochissimo tempo ancora il medico della Krokias, Alan, che però si rialza da solo, costretto però a uscire dal campo. Va a protestare Alan, un gomito alto da parte di Ayose, che non gliele manda a dire Alan. Al suo posto in campo entra Hugo Bernardez. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Il tocco all'indietro in direzione di Bernardez. Perde palla Bernardez, che ha rischiato grosso. Per sua fortuna c'era Victor Lopez. Palla buttata, intanto scivola pericolosamente sul parquet, probabilmente bagnato Barbarossa. Deve fare attenzione in quella zona del campo, scivola anche Lopez. Attenzione Renoldi al limite dell'area, il tocco e il miracolo di Murru su Ortega. Gran parata di Mirko Murru con il piede, ha chiuso l'angolo. Tanto ci sarebbe da asciugare il parquet perché si sta rischiando in quella zona di campo. Victor Lopez provato ad andare via, arrivato coi tempi giusti a Ayose. Barbarossa, Bernardez, Lanziotti, il tocco di tacco per Bernardez, spazzato via il pallone e si provvede finalmente ad asciugare il parquet. Si è rischiato grosso in almeno 2 circostanze prima. Meglio evitare qualunque tipo di infortunio. Si torna a giocare, il tocco di Lanziotti in direzione di Piaz, che è tornato in campo. Ora Lopez dall'altra parte per Bernardez, attento e aggressivo come al solito Renoldi. Tocco in fallo laterale. Piaz all'indietro, cercato Lanziotti, Lanziotti si accentra, grandi falcate per Lanziotti. Bernardez arriva dall'altra parte, il suggerimento per Piaz che cade in area di rigore. L'arbitro gli fa cenno di alzarsi. Poi arriva la carica fallosa su Bastini, partita che rischia di accendersi. È caduto in area Lanziotti, ammonito per proteste Piaz intanto, anzi probabilmente per la carica su Bastini in precedenza, carica scorretta. 12 minuti 45 secondi da giocare. La Krokias Cagliari ha reclamato un altro penalty dopo quello che era stato concesso a inizio partita. Ayose, lancio lungo per Ortega, il tiro di Ortega, palla sull'esterno della rete. L'arbitro va a parlare con l'addetto al cronometro. C'è ancora il parquet da asciugare perché l'abbiamo visto in precedenza. Piaz è scivolato pericolosamente sulla finta di Ayose. Sono 2 le dirette intanto che vi stiamo proponendo in questo momento. Oltre a questa partita siamo live anche da Oristano con il volley, la partita dell'Ariete Vestis su directasport.it. Il derby di volley tra Ariete Vestis e Sarroch. Ortega attaccato da Piazza, all'indietro c'è Ayose, Ayose taglia il campo in orizzontale, serve Renoldi, Renoldi per Vinicius. Vinicius controlla palla, l'appoggia all'indietro per Renoldi. Ora il tocco di ritorno da parte di Ortega, troppo forte, può essere raggiunto da Ayose.
Lanziotti riceve ora palla contro Renoldi, regolare la carica di Renoldi che recupera il pallone. Renoldi per Ayose, ora Vinicius alza uno strano campanile che comunque arriva a destinazione dove c'è Ortega, ora Vinicius, Ayose scivola di nuovo, Ayose, fasi confuse, ne viene fuori la Crocchias con Bernardez che però ha perso il pallone. Attenzione a Ayose, il tocco di tacco, il gol, il terzo gol del gruppo Fassina. Ortega, la sua doppietta dopo il tocco di Ayose. 3-1 per il gruppo Fassina con 11 minuti e 33 secondi ancora da giocare nel corso del secondo tempo. 1-3 qui al Palasport Comunale di Sestu. Risultato abbastanza a sorpresa, lo abbiamo detto, ma la formazione trevigiana sta meritando ampiamente questo risultato. Ora Lanziotti, ha servito Bernardez, il tiro al volo sbucciato però da parte di Piaz. Prova ora anche il pubblico della Crocchias a dare una mano alla propria squadra. Vinicius intercetta il passaggio, Lopez, Bernardez per Piaz ancora in possesso del pallone, attaccato da Vinicius, gli sradica la palla Ortega, palla che termina dalle parti di Murru. Alan provava ad andare in profondità, Barbarossa prova ancora a smarcarsi, ora Alan riceve palla, guarda avanti Alan, serve Lopez, il tiro mancino da parte di Lopez, palla deviata secondo l'arbitro, dunque corner in favore della Crocchias. Palla troppo lunga per Lopez che riesce comunque a raggiungere la sfera. Barbarossa, Alan, Lopez, ancora Alan dalle parti di Bernardez, c'è ancora Alan, palla in verticale a cercare Barbarossa, l'intercetto però da parte del gruppo Fassina, Ortega la battuta in porta e il pallone respinto da Alan. Stiamo per entrare nella seconda parte di questo secondo tempo. La cannonata di Renoldi, palla altissima sulla traversa. E cambio intanto per mister Diego Podda, torna in campo Lanziotti, è uscito Victor Lopez. Barbarossa a cercare Bernardez ancora per Barbarossa, all'indietro, scambio prolungato tra i due. Lanziotti spalla alla porta, Alan, ancora Lanziotti attaccato da Zecchinello che è tornato in campo, si accentra Lanziotti, prova il tiro con il sinistro, non c'è alcuna deviazione secondo i due arbitri. Già rimesso in gioco il pallone, Bastini è andato a cercare Ortega, il lancio però era troppo lungo. Alan, Bernardez, ora Lanziotti affrontato da Ortega, va via Lanziotti, l'uscita coraggiosissima di Bastini, davvero molto bravo il portiere del gruppo Fassina, prova coraggioso anche Bernardez con il destro al volo, palla fuori misura, scivola Barbarossa, palla per Ortega, attenzione Ortega, il tiro e il gol, quarto gol del gruppo Fassina. Ayose 4-1, contropiede ancora fulminante, il tocco di Ortega, la battuta di Ayose freddissimo, e saluta Ayose in direzione della nostra postazione. Immaginiamo che il saluto sia diretto alle tante persone che ci stanno seguendo da Mareno di Piave. Salutiamo ancora allora gli amici del bar Cortina di Mareno di Piave, radunati oggi per seguire questa diretta su directasport.it. Intanto c'è il time out in campo, lo ha chiamato Diego Podda.
Si torna in campo dopo il time out. Tenta il tutto per tutto mister Diego Podda. Si gioca ora col portiere volante. Lopez per Alan. Alan all'indietro per Lopez, che ha provato a servire Barbarossa. Barbarossa non ha controllato però il pallone. Ora l'intercetto di Lanziotti, la palla ancora per Ayose, spalle alla porta, prova, anzi era Renoldi che ha provato a girarsi, attaccato regolarmente da due avversari. Riparte allora la Crocchias con Alan all'indietro dalle parti di Victor Lopez. Palla dentro ancora per Alan. Alan serve il tiro di Bernardez e accorcia le distanze. Anzi era il capitano Barbarossa. Barbarossa porta sguarnita. È stato freddo nella conclusione e accorcia le distanze. La Crocchias 4-2. 8 minuti e 30 secondi ancora da giocare. Torna in campo intanto Murru a difendere i pali della Crocchias. Ortega si gira benissimo. Ortega che poi prova il tiro con il sinistro. Palla fuori, non di molto. Ed entra in partita anche il pubblico di Sestu. Lopez prova il dribbling su Ortega. Dall'altra parte per Bernardez. Bernardez all'indietro per Lanziotti. Torna in campo il portiere volante per la Crocchias. Lopez si propone e riceve Barbarossa. Lanziotti. Barbarossa ancora dalle parti di Lopez. Ora Alan. Il suggerimento al centro però è attento Bastini. Ora la carica scorretta su Bastini. Arriva il cartellino giallo anche per Barbarossa. Capitano della Crocchias, classe 1986, ha provato a fermare subito il contropiede da parte del gruppo Fassina e ha permesso il rientro in campo da parte dell'estremo difensore Mirko Murru, che ora chiama il pallone e riesce a deviarlo anche sull'uscita, scusate, sul disturbo da parte di Ortega. Si accendono un po' gli animi dalle parti della panchina della Crocchias. Il pallone che tarda ad arrivare viene consegnato ora a Renoldi. Redarguito Alan. E si può finalmente riprendere a giocare. C'è da asciugare intanto il parquet. Riepiloghiamo allora la situazione. Gruppo Fassina è avanti qui al Palasport di Sestu, 4-2 sulla Crocchias Cagliari. Formazione ospite che si sta imponendo con grande autorità. Certamente un atteggiamento che insomma non si ritrova di solito nelle squadre che sono in difficoltà e lottano per non retrocedere. Palla per Ortega, la deviazione in fallo laterale. Vinicius è pronto alla battuta. Il tocco per Ortega. Ortega ha provato a girarsi ma ha perso palla. Allora riparte la Crocchias con Lanziotti. Lanziotti chiede la collaborazione di Bernardez. Bernardez appoggia all'indietro e torna il portiere volante. C'è in campo Alan. Ora Barbarossa ha ricevuto il tocco di ritorno. Cercato Alan. Il tocco e il tiro. E il gol della Crocchias. Attenzione. La Crocchias si rifà sotto 3-4. Il gol di Bernardez che rimette pienamente in partita la formazione di casa. Ancora 7 minuti e spiccioli da giocare
e la Crocchia se a contatto 3-4. Gruppo Fassina ora un po' in difficoltà. Murru scambia con Lopez. Lanziotti all'indietro ancora per Lopez. Lopez attaccato da Ortega che devia il pallone in fallo laterale. Lopez. Il tocco dall'altra parte dove agisce Alan. Lanziotti. La palla dentro per Bernardez, ma è attento Bastini. Già recuperato palla la Crocchias, Murru. Lanziotti, ora Bernardez. Bernardez attaccato da Renoldi, decide di tornare indietro. Ora c'è Alan, sulla destra Alan appoggia all'indietro. Lanziotti si gira benissimo. La palla per Alan sulla destra, Alan attaccato, si libera Alan, si ferma. E poi Bastini con il ginocchio si rifugia in corner. 6 minuti 23 secondi prima del fischio finale. Calcio d'angolo per la Crocchias. Il tiro in porta e la gran parata. Attenzione, non è finita con Alan che non riesce a ribattere in rete. Gran parata di Bastini che ha volato sulla conclusione da lontano di Bernardez. E time out in campo, lo chiama mister Mungo. Si torna in campo dopo il time out, 6 minuti e 17 secondi ancora da vivere. Saranno dei minuti, c'è da scommetterci, intensissimi, perché dopo essere stata in difficoltà praticamente per tutta la partita, la Crocchias Cagliari si è rifatta sotto e ora è protesa in avanti alla ricerca del pari, ma il gruppo Fassina vuole portare a casa a tutti i costi questo prezioso successo. Meglio, quello che sarebbe un prezioso successo in chiave salvezza. Ripreso il gioco, Victor Lopez fa fuori Denner. Attacca la Crocchias, torna in campo Alan che riceve ora. Barbarossa. Tocco di ritorno per Barbarossa che riceve nuovamente da parte di Victor Lopez. Alan, il tiro da parte di Bernardez e attenzione perché c'era in agguato Lanziotti, a Bastini battuto. Ghiottissima occasione per la Crocchias. Il rilancio lungo di Bastini, prova a saltare di testa Denner, non riesce però nella deviazione il giocatore del gruppo Fassina. Barbarossa ha toccato per Bernardez, arriva Lopez, torna in campo Alan. Precedenza per l'azione difensiva, ovviamente era tornato il portiere Mirko Murru. Alan per Barbarossa, Barbarossa a cercare Lanziotti, la ribattuta però di Vinicius, molto attento sulla traiettoria di passaggio. Rimessa intanto buttata dalla Crocchias. Torna in campo Murru e rimessa che Vinicius si prepara a eseguire con tutta calma, deve legarsi lo scarpino il giocatore del gruppo Fassina. Palla dove c'è Murru, Murru per Lanziotti, Lanziotti, palla al piede, si gira Lanziotti,
torna dalle parti di Lopez. Lopez per Alan, prova la battuta Alan, la respinta e poi la ribattuta di Bernardez. Vorrebbe il corner Bernardez e così è, non se n'era accorto Bastini. Bastini ancora si è dovuto superare. Alan, Lopez, sale il tifo qui a Sestu. È stato un fischio arbitrale intanto che ha premiato il gruppo Fassina. Vinicius, Ayose, il rilancio lungo a cercare Denner. Denner che però non può ricevere questo pallone. Barbarossa all'indietro. Alan, tutto raccolto ovviamente all'indietro il gruppo Fassina, palla al centro. Bernardez, Lopez, ancora Bernardez, fa vedere Barbarossa che riceve in questo istante. Lanziotti, Barbarossa, azione prolungata da parte della Crocchias che cerca il varco per provare la conclusione. 4 minuti 15 secondi ancora da vivere in questa partita. Lanziotti all'indietro, non trova davvero spazio la Crocchias. Lanziotti, Barbarossa all'indietro. Alan, attenzione, la palla al centro, dove era pronta la battuta a rete Barbarossa, palla deviata in fallo laterale. Bernardez, Alan, ancora Bernardez all'indietro per Alan. Alan chiede la collaborazione di Lopez, dall'altra parte c'è Barbarossa, il tocco all'indietro, il passaggio per Lanziotti controllato da Denner, prova la conclusione Lopez, palla deviata da Denner, si impenna e termina in corner. Alan, Victor Lopez, Barbarossa, il tiro di Lanziotti ribattuto stavolta da Ayose. Barbarossa, Lopez, Vinicius è andato a difendere, poi è arrivato il tentativo da parte di Bernardez con il destro, pallone alto sulla traversa, nessun problema per Bastini che ora con tutta calma si prepara a effettuare la rimessa in gioco. Pallone solito, pallone lungo in direzione di Denner. Non si capisce Lopez con Lanziotti. Rimessa in gioco di Vinicius, è intercettato però la palla Bernardez, è arrivato uno schiaffo probabilmente involontario ai danni di un giocatore del gruppo Fassina. Vinicius è molto arrabbiato con la panchina cagliaritana. Lanziotti cercava di difendere palla, è arrivato un colpo al volto che immagino essere involontario da parte del giocatore della Crocchias. Diego Podda ne approfitta per dare indicazioni ai suoi. Tanto nessun problema per Renoldi che si rialza dopo il colpo al volto subito da parte del suo avversario Lanziotti. Sedata anche ogni genere di animosità sulla panchina, nonostante il finale incandescente che queste due squadre ci stanno regalando qui oggi al Palasport di Sestu. Si prende il gioco, Vinicius restituisce palla alla Crocchias. Murru ha già rimesso in gioco. Barbarossa, la pressione furiosa di Ortega, il tacco, Ortega recupera il pallone. Molto bravo in azione difensiva il giocatore del gruppo Fassina. Lo stop di petto di Denner all'indietro, il tocco per Ortega. Lanziotti si è rifugiato in fallo laterale che va a battere Vinicius. Vinicius all'indietro per Ayose, Vinicius ancora all'indietro. Deve tenere palla il gruppo Fassina il più possibile per evitare i rischi. Qua arriva giustamente il fallo su Ortega, trattenuto.
E calcio di punizione che va a battere Vinicius. Ayose, il lancio lungo a cercare Ortega, la ribattuta di testa, arriva Bernardez, protegge il pallone Bernardez e rimessa laterale in favore della Croquias. Arriva Bernardez, Barbarossa però a battere. Lopez ha scambiato con Alan. Alan per Barbarossa, Barbarossa dalle parti di Lanziotti, ha ricevuto nuovamente Barbarossa, Lopez, Barbarossa all'indietro, Alan nelle vesti di portiere volante, Victor Lopez dalle parti di Lanziotti, Lanziotti indietreggia e va dalle parti di Alan. Alan riceve dopo il tocco di Bernardez, Lanziotti ha provato ad accentrarsi ma è arrivato Ayose ancora attentissimo in fase difensiva. Pallone alzato per Victor Lopez, ora Alan all'indietro. L'1-2 per Alan, il pallone che Bernardez voleva dare in direzione di Barbarossa. Barbarossa non aveva però capito le intenzioni del compagno. E nulla di fatto per la Croquias, 1 minuto e 45 secondi ancora in questa partita. www.directasport.it per vivere le emozioni di questo Croquias Cagliari, gruppo Fassina. Il punteggio è di 4-3 in favore della formazione ospite, che ora prova a difendere il risultato dagli assalti di un'orgogliosa Croquias che non sarà stata bella come voleva mister Podda, ma è comunque orgogliosa nel finale. Intanto c'è stata un'occasione per Ortega, palla recuperata qui da Bernardez, il tocco di Vinicius in fallo laterale. Torna in campo Alan, esce Murru, il solito cambio in questo finale. Barbarossa, Lopez ha toccato per Bernardez, Bernardez per Alan, lo scambio e qualche difficoltà. Manovra d'attacco per Cagliari con Victor Lopez. 1 minuto ancora da giocare. Alan per Victor Lopez dalle parti di Lanziotti, la pallone al centro e rischia l'autogol Vinicius sulla pressione. Attacca ancora la Croquias, Barbarossa, il tiro e la respinta di Bastini con il petto che va a caricare i suoi compagni. Lopez, palla al centro, Barbarossa e il gol! Pareggia la Croquias all'ultimo respiro. C'è stato il gol da parte di Barbarossa, se non abbiamo visto male. Pareggia sul 4-4 la formazione di casa. Ultimi 36 secondi da giocare. E vediamo se arriverà anche l'ultimo assalto della Croquias, che ora prova il colpo grosso. Victor Lopez in possesso del pallone, il lancio lungo, arriva l'uscita di Bastini di testa. Renoldi prova a proteggere palla, il suggerimento in verticale in direzione di Ortega che scivola però e Vinicius risolve tutto spazzando via il pallone. Ultimi 8 secondi e ultimo attacco della Croquias, l'intervento sul pallone, ora Ortega in contropiede, attenzione Ortega, Ortega solo e si mangia il gol della vittoria all'ultimo secondo. Incredibile Ortega, cosa si è mangiato il giocatore del gruppo Fassina. Manca 1 secondo ancora da giocare. Manca 1 secondo da giocare, dicevamo. L'occasione sui piedi di Ortega. Tutti in avanti i giocatori della Croquias. Arriverà il lancio lungo da parte di Murru con le mani al centro dell'area, arriva puntuale Bastini, allora la partita finisce qui
4-4, davvero emozionante qui al Palasport di Sestu tra Crocchias Cagliari e Gruppo Fassina. Io vado a raggiungere il campo per intercettare a caldo le parole dei protagonisti. Andremo a sentire in casa Gruppo Fassina le dichiarazioni di mister Mungo. Probabilmente sarà soddisfatto per questo pareggio su un campo difficile, anche se va detto che il Gruppo Fassina per larghi tratti della partita era stato in vantaggio. Saluti di rito tra le due squadre. E allora andiamo a intercettare i protagonisti di questa sfida. C'è intanto qualche animosità in campo, con Vinicius che viene allontanato. Sembrava un finale tranquillo qui a Sestu. La situazione però sta tornando nella normalità. Andiamo a raggiungere Aiose per qualche battuta a caldo. Gruppo Fassina che vuole calmare un pochino le acque, anche mister Diego Podda un po' agitato. Allora forse la situazione può tornare alla calma. Vado a intercettare mister Diego Podda. Ecco mister, allora una partita difficile da leggere, insomma immagino anche difficile da commentare così a caldo con un finale così acceso come quello che abbiamo visto oggi. Sì, perché ci sono partite che purtroppo cerchi di indirizzare in un certo modo e poi ti vanno esattamente al contrario, il rigore sbagliato, tante occasioni mancate. È evidente che per una squadra in difficoltà come la nostra in questo momento poi dover affrontare situazioni così non è semplice, però abbiamo dimostrato che la volontà non ci manca, che la voglia di rialzarci e di riprendere il nostro cammino c'è. Abbiamo raddrizzato una partita che sembrava ormai andata, ma per noi non lo era, perché continuiamo a crederci nonostante le difficoltà purtroppo si sommino. Perfetto, allora ringrazio Diego Podda, tecnico del Cagliari Futsal, e vado a raggiungere invece gli ospiti. Iniziamo da Aiose. Allora, una partita diciamo che avete controllato per larghi tratti, c'è però il rammarico per non essere riusciti a portare a casa il successo. Prima di tutto non parlo troppo bene italiano, ma o meno così. Abbiamo fatto una buona partita, però il problema è la difesa de 5. Non possiamo perdere una partita vincendo 4-1. Questo per la squadra nostra che stiamo in una situazione complicata, al limite della salvezza, non se ne può scappare da puntos. Comunque un punto importante che fa classifica. Lo positivo, ¿no? Por lo menos puntúa y es bueno para la squadra, ¿no? Pero ya te digo que te va con una sensación mala porque íbamos 1-4, ¿no? Teníamos la partita controllata. Perfetto, grazie mille. Allora ti lascio andare in doccia meritata e vado a raggiungere mister Mungo del Gruppo Fassina. Allora mister, una partita, lo dicevamo anche con mister Podda, difficile da leggere, l'avete controllata per larghi tratti, ora c'è il rammarico per non essere riusciti a portare a casa la vittoria. Ma sicuramente un grande rammarico, perché la partita si era incanalata nei binari giusti, ma d'altronde è un periodo così, cioè a Pesaro abbiamo perso una partita molto simile, col Montesilvano potevamo fare il risultato e non abbiamo fatto il risultato, e questa era francamente una partita da vincere. A mio avviso meritavamo anche di vincere la partita, perché fino a che loro non hanno fatto il portiere di movimento noi siamo stati superiori in campo, però d'altronde poi non abbiamo difeso bene col portiere di movimento, e quindi
e loro invece l'hanno fatto molto bene, e quindi non c'è niente da dire da questo punto di vista. Resta il fatto che il rammarico è grosso. L'ultima occasione di Ortega è forse un po' l'emblema della vostra partita, vi è mancato quel pizzico di freddezza per chiudere veramente la contesa. Ma direi che non è solo l'emblema della partita, è l'emblema di una stagione. Però, ripeto, questa squadra da 2 mesi e mezzo sta lavorando molto bene e secondo me questa è una base per costruire una squadra molto molto buona, con qualche piccolo ritocco. Ecco, allora cosa si porta di positivo da questa trasferta di Cagliari? Un punto e poi anche insomma una prestazione che per larghi tratti è stata positiva. Ci portiamo via un punto e francamente è molto poco rispetto a quello che abbiamo fatto in campo. Resta la convinzione che continuiamo a crescere. Purtroppo questa squadra ha iniziato a giocare insieme solo a dicembre. Continuiamo a crescere, dobbiamo limare, c'è qualche piccolo difetto, però secondo me abbiamo ampie possibilità di salvezza e non solo, questa è una base, ripeto, per costruire qualcosa di buono. Perfetto, allora io ringrazio mister Mungo, lo lascio andare negli spogliatoi dai suoi ragazzi. Allora finisce qui la nostra diretta. La diretta che sarà visibile poi invece a partire da lunedì su www.directasport.it. Io ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito sia da Mareno di Piave sia ovviamente dalla Sardegna e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati Directa Sport. Be